questo slogan di emozione, di passione, l'unione degli indipendentisti è un passo grande, aria fresca, quindi doverosamente dobbiamo collaborare, e per collaborare hanno deve dare anche scoperte, e quindi dobbiamo dirvi la posizione dell'IRIS o di chi del documento per non avere sorprese. Noi siamo convinti che la Sardegna, con la poderosa rivoluzione tecnologica, non è più a distanze proibitive dal mondo interno, siamo all'interno del mondo. Un clic ci mette in contatto con Venezuela e un clic ci dirà se il prezzo del latte abbasserà o meno o se è in Cina in crisi. Quindi siamo tutti un regalo, non che siamo fuori dal mondo. Siamo una nazione, un popolo che deve contribuire alla sua liberazione e alla liberazione del mondo intero. Noi viviamo in Sinove, siamo un movimento di studenti e tanto invito a liberare la mia terra. E mi corro nel mondo dove due grossi pensieri dall'eternità spingono il mondo. Attualmente abbiamo una tendenza allucinata, suicida, accentratrice del comando delle decisioni, delle richieste, ma che accumulano da una parte che è in modo dell'età, è fisica, è scienza. Noi siamo contro queste accumulazioni abnormi dove passano le popolazioni che creano guerre, morte, fame e tristezza, dove noi siamo esclusi nel modo più assoluto. L'ultimo dato drammatico per la Sardegna è dell'emblema: siamo i più grandi consumatori di psicofarmaci, i primi in Europa che si suicidano, e quando il popolo cerca la felicità chimica che è avvolto dalla sua tristezza interna. Tutto se non terremoto aiuta la condizione, dove si colloca IRSI all'interno di una visione mondiale che attualmente oggi parte e trova le forme sperimentali appassionanti e rinnovanti del pensiero e dell'agire, dove in Latino America, per nome di Pepe Mujica, presidente dell'Uruguay, per Corea, per Evo Morales, che noi recentemente abbiamo incontrato, ma noi non siamo in Latino America. Guarda caso ci viene in soccorso Bourgeois, anche lui latinoamericano, che dice cose molto simili alle nostre, nel rispetto della diversità e dei popoli, delle ricchezze della diversità, come antitesi al frullatore uniformante del pensiero mondiale, del neoliberismo rampante, criminale, che la destinazione finale è la morte del pianeta. Noi sì, non ci collochiamo in quella direzione, tanto meno ci riconosciamo nelle direttive di questo governo italiano, accentratore in antitesi a suoi rigorosi, maggiori segmenti di sovranità, ma noi siamo l'Italia in quale blocco concettuale di pensiero economico è in quella turbo capitalismo suicidante. Quindi noi collocando il nostro movimento, per saperlo tutti, dentro un'area progressista, progressiva, democratica, partecipativa, per un equilibrio sociale migliore, e individuiamo esempi da prendere in considerazione senza fotocopia mai in Europa, esempi in Europa, no? Nei Paesi Baschi, nella Catalogna, nella Scozia, dove il processo indipendentista è stato caricato di contenuti sociali e lo Scottish National Party indagano sorprendere il 50%. Bildu,
determina oggi nei Paesi Baschi sia il processo di pace, l'alternativa con Madrid e su a governare, come ha fatto la CUP in Catalogna, come ha fatto la schierda repubblicana, la sinistra indipendentista, che ora hanno il 51% e interloquiscono, dialogano con Madrid, hanno su un anno delle promesse di questa trattativa, noi eravamo lì nelle ultime votazioni, è un'esperienza meravigliosa, signori stanno schemando un evento, poi non dichiarano il giubilino. La prima esperienza è stata il Montenegro, al 51% dichiarata l'indipendenza, no? E la Corte Costituzionale dell'Italia riconosce il suo processo. Come si dice la nuova via che è espressa in Catalogna. Quindi modelli nel mondo vincenti da elaborare ed è applicare assolutamente il no. Credo che siamo in una ottima situazione, c'è un caos, ma è un processo di giudizio delle federazioni. Sul disastro del Fraga è produce altri 2 confini, però il del Fraga ne produce altri 3, 4, 5. E se non va tutto fisiologico che succede in Corsica, in Catalogna, nei Paesi Baschi, questo non va tutto a me pare che stia finendo anche il clima cordiale, il rapporto tra noi, questo è un esempio, un congresso, l'incontro che abbiamo fatto ieri, ugualmente, con lungo è già spiegato le sue nuove direttive, poi alla marea, del movimento di preventiva, che sono cominciate perlomeno nell'atteggiamento del corpo a corpo, del rispetto umano, l'invito è stato nella dire di insultarci perennemente nei social forum che hanno lo Stato italiano pagato agli infiltrati, pagaria servizi segreti per fare questo danno, come a noi non lo sappiamo, né i partiti italiani né lo Stato italiano vanno su bini indipendentisti purissimi e rigorosi che non si insultano da vicenda. Basta, fine di questo, iniziamo a confrontarci e a regolare una crescita, no? Di governo di tutta un'area. Perché è necessario questo? Casa Sabina non la conosce niente al mondo, a parte la vita che ha segnato della Mediterranea, no? Noi non siamo conosciuti e né riconosciuti. Dopo il successo indipendentista in Catalogna hanno fatto la mano alla propaganda dell'Europa. Le nazioni cancellata, non divisa da niente. C'erano i Paesi Baschi, la Catalogna, la Scozia, tutto, tranne noi sì. Non sa nessuno che esiste un conflitto unilaterale scatenato dall'Italia verso la Sardegna. E noi, tu, siamo incapaci di dare una risposta all'Italia, di dare una risposta al mondo intero, che noi lo preguntano come eravamo a Kobane e voi cosa state facendo per la liberazione del vostro popolo, che non siete dando dei contributi a noi. Come siete dovere chi non rinunciare? Gridare al mondo intero che i soprusi che fate in Italia sono inaccettabili, inammissibili. Lo dimostra questa ultima esercitazione. È come se non mancasse ciliegina sulla torta, non le ha incluse 30.000 tonnellate di scorie nucleari. Non vale. Ma in quale senso? Stiamo parlando di finire tutto. Abu mi pretende contro. Noi abbiamo difeso questa terra per almeno 50 secoli. E voi siete difendendo. Le abbiamo di storia, io credo che sia tempo di urlare ad alta voce all'Italia, all'Europa, ed è il nostro diritto, è il nostro dovere di comunicare al mondo la nostra esistenza, la nostra lingua, la nostra raffinata cultura, tutti i processi di conoscenza che abbiamo elaborato in 50 secoli, che sono il massimo della
che ho lasciato un partito nei primi anni 90, però mi è rimasto sempre nel cuore. Perché votare ancora una volta a tanti crediti il Partito Sardo-Azione, nonostante le lacerazioni, nonostante gli errori commessi, continua ad essere il baluardo del popolo sardo e può contribuire veramente a creare quella unità del sindipendismo. Tutti vi hanno accarezzato, tutti vi hanno elogiato, e mi riferisco in particolare a quelli che rappresentano partiti non indipendentisti, ma funzionali agli interessi dello Stato italiano. E badate bene, e voi lo sapete quando lo so io, che se sono funzionali agli interessi dello Stato italiano sono in contrasto con